Pronti? 1, 2, 3. Buono stavolta il segnale. Veloce, Chloé degli Dei rompe Cowboy Clemar. Si sistema secondo Ciliberti davanti a Chagall Glory. Poi due penalizzati con Cerbero 3B davanti a Carosio Light. In vantaggio la femmina di Alessandro Gocciadoro, percorre i primi 200 metri in 16 e passa in vantaggio al primo passaggio davanti alle tribune, tutti in fila indiana, Chloé degli Dei, poi Ciliberti davanti a Chagall Glory, Carosio Light che accenna a spostare su Cerbero 3B, in coda il rimesso Cowboy Clemar. Ancora un 15,5 qui davanti alle tribune, fa tutto con comodo Alessandro Gocciadoro con la figlia di Marajà che arriva al paletto dei 600 metri in 47,6, retta di là ancora tutti diligenti in fila indiana, il sestetto, nessuno fa la prima mossa e arriviamo ormai a compimento del primo giro passato da Chloé in 1-3 netti davanti a Ciliberti. Poi sempre Chagall Glory, Carosio Light, ora prova, accenna a spostare almeno Cerbero 3B per stanare Carosio Light, mossa che riesce, tanto chilometro che va via in 1,18,3, secondo passaggio davanti alle tribune con all'esterno avanza Carosio Light, pedinato da Cerbero 3B, che avanzano sui primi, frazione di Chloé qui davanti alle tribune in 14,6, aumentato un po' il ritmo Alessandro Gocciadoro, sempre Ciliberti secondo alla corda davanti a Chagall Glory, cavalli sulla penultima curva passata da Chloé degli Dei in 14,4, ma Carosio Light sempre coda dritta, non demorde al suo esterno, seguito da Cerbero 3B. Poi Ciliberti alla corda su Chagall Glory, retta di là ancora in 14,2, fa parziali mozzafiato la femmina, ma Carosio Light è ancora lì, accenna la terza ruota, Cerbero 3B, ancora tonico Ciliberti lungo la corda, tutto da giocare a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 14,5, retta d'arrivo, Chloé degli Dei in vantaggio, all'esterno ci prova Cerbero 3B, poi Ciliberti, ultimi 50 metri, ma Chloé degli Dei vince ancora molto bene, lotta per il secondo posto con vicini Ciliberti e Cerbero 3B. 1,15,7 la media sul doppio chilometro coi nastri per Chloé degli Dei, la figlia di Marajà e Samba B, Alessandro Gocciadoro la guida del training per i colori della scuderia Pink e Black. Vengono a vincere in percorso di testa molto bene, rivediamo la retta d'arrivo con la figlia di Marajà che si distende molto bene e viene a vincere, rivediamo la lotta per il secondo posto perché i due sono molto vicini, probabilmente all'esterno Cerbero 3B riesce a mettere qualcosina davanti a Ciliberti, ma attendiamo il giudizio del giudice d'arrivo.